Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Coldiretti presenta un esposto alla Corte dei Conti contro la realizzazione del progetto del terzo megalotto della statale 106 per l'eccessivo consumo di suolo agricolo. Le imprese lombarde in rete con le realtà imprenditoriali calabresi, un progetto che parte da un'industria Cosenza. Il corpo senza vita del 69enne di Murano Calabro, scomparso da 4 giorni, è stato trovato nella capitale dove si era recato per una visita. L'uomo sarebbe stato investito, al vaglio le immagini delle telecamere. L'ultimo saluto a donna Carmela Misasi nella chiesa di Santa Teresa a Cosenza, ai funerali della moglie dell'ex ministro anche Ciriaco De Mita, il ricordo dei figli, mamma cercava la perfezione. Incandidabilità politica per Carolina Girasole e Gianluca Bruno, ex sindaci di Isola Caporizzuto, la sentenza del Tribunale di Crotone. Partita l'operazione di contrasto al fenomeno delle vacche sacre, primi risultati sono incoraggianti, la prefettura di Reggio Calabria intensifica le operazioni. Canili Lager nel Cosentino, 3 persone sono state denunciate per maltrattamento di animali dai carabinieri del Parco del Pollino. Entusiasmo a Cosenza per il passaggio nei quarti di finale playoff. I silani hanno battuto per 2-0 il Trapani. In sorteggio pesca la San Benedettese, prima gara del 30 maggio al Marulla. Buonasera dalla redazione TG3, dunque non c'è pace per la statale 106, Coldiretti Calabria ha presentato un esposto alla Corte dei Conti in relazione alla realizzazione del progetto del terzo megalotto della statale Roseto Capospurico Sibari, lo rende noto l'associazione appunto. Coldiretti nel testo dell'esposto ribadisce che vi è un ingiustificabile consumo di suolo agricolo, oltraggio paesaggistico e ambientale, attentato alle risorse per il decollo e sviluppo dell'economia locale legata all'agricoltura di qualità multifunzionale alla fruizione turistica. Insomma, obiettivi contraddittori, ma le soluzioni sono possibili e portano a dire che risparmiare si può. Uno tra i pochi territori incontaminati, è detto nell'esposto di Coldiretti, corre un grave rischio, e questo per una frettolosa e approssimativa approvazione definitiva di un progetto che si basa su un'istruttoria sommaria, sulla indefinitezza dei risultati, dei tempi e delle risorse necessarie. Parliamo invece di sviluppo e dell'accordo siglato da Confindustria Calabria, da Asso Lombarda e dall'Unical per mettere in rete le risorse dell'Università della Calabria e mettere in contatto anche le aziende lombarde e calabresi. Nasce all'Unical un patto di collaborazione tra Asso Lombarda, Un'Industria Calabria e la Regione per mettere in rete un sistema che comprenda le grandi imprese lombarde, le realtà imprenditoriali calabresi e le competenze dell'Ateneo. Un'azione sinergica per promuovere l'avvio di collaborazioni tra i sistemi imprenditoriali lombardo e calabrese, supportati da efficaci politiche regionali e dalle conoscenze che maturano all'interno degli Atenei calabresi. Sono ammirato da quanto ho potuto vedere qui all'Unical, una struttura eccellente da mettere a sistema per il nostro Paese, ha dichiarato il presidente di Asso Lombarda Confindustria Milano Monza Brianza, Carlo Bonomi. Milano in questo momento va bene, sta correndo, ma deve essere una locomotiva, un traino solidale del Paese, ha aggiunto. All'incontro hanno partecipato anche il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e il rettore dell'Unical Gino Mediocre Crisci. La cronaca adesso: Roma ha trovato morto il 69enne di Murano Calabro, scomparso da 4 giorni, forse è stato investito. L'allarme è stato dato da una donna che ha dichiarato di essere passata con l'auto su un corpo disteso sull'asfalto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, vediamo. È da qui che di Pietro Aloise si erano perse le tracce. Domenica scorsa in via Cola di Rienzo l'ultimo contatto con i familiari, erano le 18:30, poi più nulla fino ad oggi, quando dell'uomo di 69 anni nato a Murano Calabro nel Cosentino, dove risiedeva con la moglie, con seri problemi di salute, diabetico e malato di Alzheimer, è giunto il triste epilogo. È stato trovato morto questa notte nella zona tra Ponte Nona e Villaggio Prenestino, nel comprensorio di Colle del Sole. Ad accorgersi dell'uomo una donna di 50 anni alla guida di una Hyundai Atos che lo avrebbe investito.
Una dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Torri, da determinare infatti se il 69enne sia morto a causa dell'incidente stradale e quindi investito, oppure se era già deceduto e la Hyundai lo ha quindi colpito. C'è al vaglio anche una terza ipotesi, ossia una seconda auto che dopo aver investito Aloise sia fuggita, una vettura pirata quindi. Al vaglio le riprese delle telecamere di zona per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente. Le indagini chiariranno cosa è realmente accaduto. Intanto nel comune calabrese c'è sgomento ed incredulità perché l'uomo era giunto nella capitale per una visita medica in programma lo scorso lunedì e non ha mai più fatto ritorno. L'ultimo saluto a donna Carmela Misasi nella chiesa di Santa Teresa a Cosenza, ai funerali della moglie dell'ex ministro anche Ciriaco De Mita, il ricordo dei figli, mamma cercava la perfezione. È una delle rare foto di donna Carmela Misasi, l'eleganza, riflesso di un tempo in bianco e nero in cui si è costruita la Calabria di oggi. Donna Titina, così la chiamavano, moglie di Riccardo Misasi, era riservata e sempre al fianco del marito, una vita per la famiglia, la stessa che l'ha salutata per l'ultima volta stamattina nella chiesa di Santa Teresa a Cosenza, presente al rito funebre anche Ciriaco De Mita, legato da un'antica amicizia a Riccardo Misasi, la storia d'Italia scritta da quella Democrazia Cristiana in cui Ciriaco De Mita fu Presidente del Consiglio e Riccardo Misasi Ministro. Lei, donna Titina, con il garbo che racconta chi l'ha conosciuta, si è ritagliata il suo spazio lasciando tracce della presenza discreta e al contempo forte, una personalità spiccata caratterizzata dal senso dell'ironia. Cosenza non ha dimenticato la donna che ha aperto la sua casa ascoltando tanti bisogni e facendosene portavoce con il marito, la sensibilità e il decisionismo anche nell'educare i figli, il privato e il pubblico, la città e il mondo, la vita racchiusa nel ricordo. Lei diceva tutto benissimo, cioè che tutto deve essere fatto per la vita. Il lungo applauso alla presenza delle istituzioni del territorio, l'ultimo viaggio di donna Carmela. Incandidabilità politica per Carolina Girasole e Gianluca Bruno, ex sindaci di Isola Caporizzuto. La sentenza arriva dal Tribunale di Crotone. Avrebbero agevolato l'operatività della Cosca Arena, uno dei più potenti gruppi criminali dell''ndrangheta che opera nel crotonese. Queste le motivazioni dei giudici del Tribunale di Crotone che hanno dichiarato l'incandidabilità politica di Carolina Girasole e Gianluca Bruno, ex sindaci di Isola Caporizzuto, comune sciolto per infiltrazioni mafiose nel novembre del 2017. La sentenza del Tribunale riguarda anche l'ex vice sindaco Carmela Mariolo, l'ex assessore Francesco Pullano e gli ex consiglieri Giovanni Astorino, Carmelina Bruno, Carmine Antonio Timpa, Pasquale Poerio e Antonio Frustaglia. Secondo i giudici l'amministrazione comunale non ha avuto alcuna attenzione alla titolarità dei beni confiscati e al loro possesso, atteso che gli Arena continuavano in gran misura a utilizzarli con larga acquiescenza dell'apparato comunale. La Girasole prima e Bruno poi, secondo quanto scritto nel dispositivo, nonostante tentassero di rendere all'esterno l'impressione di utilizzare in maniera fattiva i cespiti assegnati all'ente, di fatto li avevano abbandonati alla loro sorte o avevano consentito che fossero utilizzati dagli stessi ex proprietari confiscati. Sotto la lente di ingrandimento dei PM è finito il grande parco eolico confiscato alla Coscarena, che avrebbe per anni fruito di un'indebita riduzione delle imposte senza che l'amministrazione comunale abbia inteso provvedere ad alcun recupero. I giudici di Crotone inoltre citano le conclusioni cui è giunta la commissione d'accesso. L'organizzazione delle attività comunali appare improntata alla mediocre qualità della vita politica sociale, al disordine amministrativo, ai sotterfugi, alle sfacciate omissioni, ai muri di gomma. Uno spaccato che ci restituisce una politica soggiogata dall'antistato e non in prima linea nella lotta per contrastare le organizzazioni criminali. Altre storie e altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo.
Scoperti dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Pollino canili e ricoveri abusivi per animali. 3 persone, 2 di Acquaformoso e 1 di Roggiano Gravina, sono state denunciate. Alcuni animali, tra cui anche cavalli, sono stati trovati in spazi angusti privi di acqua e cibo. In Calabria nel 2017 le rapine in banca segnano un calo del 57%, lo rivela la fotografia scattata dal Centro di Ricerca in materia di sicurezza dell'Associazione Bancaria Italiana. Secondo quanto emerge dai dati, risultano più che dimezzati i colpi allo sportello lo scorso anno rispetto al 2016, quando se ne verificarono 7, e sono praticamente quasi azzerati se paragonati al 2007, quando invece se ne contarono 31. Nessuna rapina in banca è avvenuta lo scorso anno a Catanzaro, Crotone, Reggio e Vibo Valencia. Gli unici 3 colpi hanno riguardato istituti di credito ubicati in provincia di Cosenza. Morto per un tumore al polmone il camionista originario di Aprigliano, arrestato nel settembre dello scorso anno con l'accusa di aver adescato sui social alcune studentesse minorenni di un istituto superiore di Alessandria. Irrigava orto e giardino con l'acqua rubata, per questo un 60enne di Crotone è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto aggravato. Secondo la società di gestione del servizio, il prelievo si attesterebbe sui 30.000 metri cubi sottratti da gennaio 2016 ad oggi. Somministrava bevande e alimenti in assenza della prevista segnalazione certificata di inizio attività. Gli agenti della Polizia di Stato hanno chiuso un circolo ricreativo nel Reggino durante i controlli predisposti nell'ambito del piano di azione nazionale e transnazionale Focus 'Ndrangheta. Il personale in servizio al commissariato di Bovalina ha effettuato dei controlli presso numerose attività commerciali, individuata a bianco un'attività di gommista e compravendita di autoveicoli che avrebbe operato abusivamente senza alcuna autorizzazione. Un uomo di 51 anni è morto nell'ospedale di Lamezia Terme, dove era stato portato dopo essere stato raggiunto al volto da un colpo d'arma da fuoco sparato da una persona che viene adesso ricercata dalla polizia. L'episodio, quanto si è appreso, è accaduto nel pomeriggio nel campo Rom di Lamezia, dove vivono in condizioni igieniche precarie centinaia di persone. L'uomo è deceduto poco dopo che è stato portato nel nosocomio. L'omicidio sarebbe stato preceduto probabilmente da una lite appunto nel campo Rom di Lamezia. È partita l'operazione di contrasto al fenomeno delle vacche sacre, primi risultati incoraggianti, la prefettura di Reggio Calabria intensifica le operazioni. Sono 105 i bovini vaganti catturati nel corso di 16 operazioni in 5 località del territorio aspromontano. I dati sono stati comunicati dalla Prefettura di Reggio Calabria nel corso di un nuovo incontro che ha fatto il punto delle attività poste in essere a contrasto del fenomeno criminoso degli animali vaganti. Le operazioni di individuazione degli animali, la cattura e le successive fasi di custodia sono state ritenute abbastanza complesse, tanto da coinvolgere personale della Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale, funzionari dell'ASP veterinaria, tiratori scelti messi a disposizione dall'Ente Parco d'Aspromonte e personale specializzato proveniente dal Trentino Alto Adige. Completa disponibilità è stata sempre dimostrata dai sindaci del comprensorio aspromontano e della Piana, che hanno aderito con convinzione all'azione posta dalla Prefettura. Continuità e tempestività delle operazioni hanno portato a numeri importanti, ha dichiarato il presidente dell'Ente Parco Giuseppe Bombino. Le fasi successive delle attività di contrasto, ha aggiunto Bombino, agli animali vaganti hanno garantito dalla Prefettura proseguiranno anche sul versante ionico-locrideo dell'Aspromonte. A Catanzaro presentato il progetto Vero Costo, obiettivo affiancare gli enti territoriali per definire le priorità degli interventi in difesa e a tutela delle coste, un progetto sperimentale che partirà da Cetraro e Palizzi. Le ultime mareggiate hanno messo ancora una volta in evidenza la fragilità del litorale calabrese. Negli anni la gestione del territorio ha probabilmente favorito la situazione attuale. Mancanza di risorse e scelte sbagliate hanno contribuito a rendere il quadro ancora più allarmante. C'è dunque bisogno di un salto di qualità culturale e va in questa direzione il progetto di ricerca Verocos presentato a Catanzaro nella sede della cittadella regionale. Obiettivo: migliorare il processo decisionale per definire le priorità di interventi di difesa e di tutela delle coste, affiancando gli enti territoriali per ottimizzare l'allocazione delle risorse economiche, una sperimentazione che partirà su 2 località costiere che presentano caratteristiche diverse. Cetraro e Palizzi. Sono state scelte non a caso, nel senso che rappresentano 2 estremi di una stessa tipologia di intervento. Quindi Cetraro è una località estremamente antropizzata, con la presenza di un porto, della ferrovia, delle opere marittime, dei lungomari, del costruito vicino al mare.
Palizzi invece rappresenta una località in cui il costruito è molto limitato, c'è una strada che c'era anche nel 1954, c'è una ferrovia che c'era anche nel 1890, quindi è rimasta praticamente incontaminata. L'obiettivo è quello di proporre questo modello per ottimizzare gli investimenti della pubblica amministrazione sulle opere costiere, perché non basta solo avere i soldi, ma è necessario sapere dove spenderli e come spenderli al meglio. Il progetto è finanziato dal Por Calabria e coinvolge gli ordini professionali del territorio. Un percorso del gusto, dei profumi e della Calabria che produce, cantine aperte, l'evento nazionale in programma domenica 27 maggio e sabato 2 giugno, 14 le cantine calabresi che hanno aderito all'iniziativa presentata a Catanzaro. Un evento per rilanciare la qualità del vino calabrese, l'appuntamento di caratura nazionale conta nella nostra regione sull'adesione di 14 cantine che da domenica 27 maggio a sabato 2 giugno resteranno aperte a visitatori e turisti. Una festa del vino, obiettivo promuovere l'enoturismo e far conoscere il territorio. La manifestazione presentata nella sala conferenze di Pecco, la piazza etica contadina della cittadella. L'edizione 2018 presenta delle novità. È importante perché noi su questo settore stiamo puntando, quindi è importante portare anche le persone, certamente i consumatori anche nelle cantine per far vedere e visitare le aziende, quello che fanno e che operano. Su questo settore noi ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto Vinitaly, abbiamo portato tutte le aziende calabresi, ne oltre 60. Quest'anno era cambiato, a differenza degli altri anni, quando abbiamo iniziato 3 anni fa erano tutti sparsi. Noi la prima cosa li dobbiamo mettere insieme e fare sistema di Calabria, stiamo cercando di fare il sistema del vino calabrese. Cultura dell'accoglienza, formazione e voglia di crescere in un settore dove la qualità è alta. È un'occasione importante perché la rinascita del vino calabrese è ormai un dato acquisito e anche l'enoturismo può aiutare queste aziende ad aumentare i loro introiti. Infatti il movimento turismo del vino ha dimostrato in questi ultimi anni che l'enoturismo non è più solo un fenomeno folcloristico di pochi appassionati che vanno nelle cantine, ma è un fenomeno importante dal punto di vista economico. Sono sempre di più e sono sempre di più anche gli stranieri che approfittano diciamo delle loro vacanze per inserire una visita alle cantine e ai territori rurali. E adesso a Villarendano, a Cosenza, dove si sono svolti una serie di incontri dedicati al bergamotto che è stato illustrato in tutte le sue caratteristiche. Il bergamotto è stato al centro di una interessante serie di incontri di studio ospitati a Villarendano, a Cosenza, nell'ambito della Littérature des Voyages. Ad aprire diversi incontri è stata la professoressa Anne-Christine Fétrault-Portat, che ha relazionato sullo scrittore e viaggiatore francese René Bazin, profondo conoscitore dell'Italia e degli italiani. In particolare esaminato il suo viaggio nella provincia di Reggio Calabria, alla scoperta del bergamotto. Bazin racconta la Calabria come un vero paradiso terrestre dove ritrovare manifestazioni religiose e tradizionali che riuniscono i diversi ceti sociali. Il viaggio di René Bazin in Calabria parla del bergamotto perché il viaggiatore lo scopre, è l'unico viaggiatore francese a scoprirlo in quello scorcio dell'Ottocento, ne è incantato. Lo descrive nel raccolto, nella produzione, con molti particolari, ma soprattutto ne rimane incantato. E per lui è una specie di percorso iniziatico da una meraviglia all'altra attorno a Reggio Calabria e descrive in modo appassionato la festa della Madonna a Reggio Calabria a settembre, alla quale assiste, ma non come festa religiosa, come festa sacra per il ballo della tarantella e per la musica del cembalo e della zampogna. Per lui sono come dire, testimonianze
della Magna Grecia. La giornata di lavori ha visto protagonisti anche il professor Giacinto Bagetta, che ha parlato delle proprietà farmacologiche del bergamotto, il professor Giuseppe Squillace, che ne ha illustrato il ruolo nella profumeria, Vittorio Stefano, che ha coinvolto i presenti in un'esperienza olfattiva, e Giuseppe Piccolo, che ha illustrato le trasformazioni del bergamotto nell'industria alimentare. E adesso il calcio, i Lupi azzannano per la quinta volta il Trapani, anche questa volta al provinciale, e passano il turno playoff, approdando dunque ai quarti di finale, dove incontreranno la San Benedettese. Questo è l'esito del sorteggio di questa mattina. Lupi avanti, Lupi che azzannano ancora una volta con i due Lupacchiotti, con Okereke e Tutino. Tutino Okereke, Okereke Tutino. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato è sempre a favore del Cosenza. La coppia gol-rosso-blu finalizza quello che i Lupi creano e mette al sicuro il passaggio del primo turno nella fase nazionale dei play-off di Serie C, un successo costruito nella gara d'andata al Marulla e portato a termine al provinciale di Trapani con un'altra prova di spessore dei ragazzi di Piero Braglia. Il gol di Polidori in extremis nel primo round, gli aggiustamenti apportati o meglio tentati da Calori e la spinta del pubblico di casa hanno reso un po' più complicato il compito dei calabresi, con i siciliani obbligati a vincere e ad essere sempre più propositivi e offensivi col passare dei minuti. C'era da attendersi qualche spiraglio per gli avanti rossoblù. La clessidra si è svuotata abbastanza lentamente nel primo tempo, tra un assalto ai padroni di casa, rintuzzato dalla retroguardia silana, sotto pressione soltanto in un'occasione sull'incursione di Murano, stoppato da Idda tra le proteste e Amaranto, e le risposte dei Lupi, pericolosi 2 volte con Bruccini e poi, in chiusura di frazione con Dorazio, sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa la prevedibile accelerazione del Trapani, un assalto confusionario trasformatosi ben presto nel canto del Cigno, con il Cosenza in agguato, pronto ad approfittare di ogni minimo errore come quello commesso da Drudi, bruciato dallo scatto di Okereke, lanciato in una fuga verso il suo 4º gol stagionale. E dopo l'ultimo accenno di reazione dell'11 di Calori, con il colpo di testa di Polidori, sempre e solo lui, l'altro scatto in avanti di Angelo Corsi e il movimento di Gennaro Tutino, puntuale all'appuntamento con l'11ª rete. Il Cosenza va avanti e lascia il Trapani in macerie. Il sorteggio effettuato questa mattina ha composto le coppie che si sfideranno nei quarti di finale, assegnando al Cosenza la testa di serie San Benedettese di Moriero e Perina. Si comincia alle 20:30 di mercoledì 30 maggio al Marulla, il ritorno alla stessa ora di domenica 3 giugno a Riviera delle Palme. In semifinale ci sarà del rossoblù, si spera quello intenso dei Lupi. E adesso il meteo per le prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sul Mediterraneo centrale tende a riportarsi un promontorio anticiclonico di matrice nordafricana, in rinforzo tra Canale di Sardegna e quello di Sicilia nei prossimi giorni. Sulla nostra regione avremo ancora della residua variabilità e non mancheranno i soliti rovesci pomeridiani sui rilievi. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani avremo nuvole al mattino, un po' su tutto il litorale tirrenico ma senza fenomeni significativi, se non deboli piovaschi su Vibonese, tra poco parzialmente nuvoloso altrove, aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata su Pollino e Sila, con possibili piogge e rovesci, localmente anche a carattere temporalesco. Temperatura in lieve aumento. Passiamo ai mari e ai venti. Domani maestrale tra debole e moderato sul Tirreno con mare poco mosso. Sullo Ionio avremo venti deboli di direzione variabile con mare calmo o quasi calmo. Poco mosso il settore crotonese con ventilazione debole settentrionale. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.